E siamo con l'assessore all'istruzione della nostra regione Veneto, Elena Donazzan, per parlare di un bel concorso che coinvolge tante scuole venete e vicentine anche, e che riguarda la Grande Guerra. Un concorso che non è alla prima edizione. Siamo alla seconda, c'è una partecipazione straordinaria di scuole perché si sente che questa è una guerra vicina in tutti i sensi. È vicina temporalmente, è vicina geograficamente, noi abitiamo ai piedi del Monte Sacro alla Patria, del Grappa, scorgiamo l'altopiano di Asiago con tutto quello che rappresenta, con l'Ortigara, con la battaglia dei Tre Monti. Abbiamo, se andiamo verso occidente, il Pasubio dove venne catturato uno dei primi martiri, i più noti, Cesare Battisti, per poi pensare che ad est c'è la linea del Piave, che ci aveva tenuto dopo la rotta di Caporetto. Ecco, questa è una storia che va approfondita, va amata soprattutto, perché ho detto oggi ai ragazzi che hanno fatto degli elaborati straordinari, ho ringraziato i docenti che li hanno accompagnati, che oggi bisogna dare senso alla parola patria, come diedero allora quei ragazzi. Non sapevano esattamente per cosa stavano andando a combattere, sapevano che era il loro dovere, sapevano che dietro quella parola grande, quella motivazione c'erano le loro famiglie. È un po' quello che accade oggi. E ho fatto loro un po' una provocazione. Questa mattina un carissimo amico mi ha chiamato, lui è un carabiniere di grado, un ufficiale, e mi ha detto che anche lui alle volte sente la distanza dalla patria, non capisce più che cos'è, mette in dubbio la sua stessa scelta di vita. Ebbene, ciascuno di noi deve trovare il senso della patria e forse anche amare la divisa, rispettare, salutare carabinieri, poliziotti, rispettare le regole. Oggi è dare nuovo senso alla patria. Forse saremmo più orgogliosi di quella bandiera che è stata l'occasione di vita e di morte per tanti giovani, che oggi deve diventare l'occasione di far rinascere la nostra nazione.